Buongiorno a tutti. Oggi io e i miei amici giochiamo in casa, perché stiamo a fare una gita nella nostra zona, ovvero da un paese vicino a Isola del Cantone che si chiama Vobietta. È un paese, anche un paese un po' del cuore per me. Così. Per raggiungere Vobietta bisogna uscire sull'autostrada 7 proprio al casello di Isola del Cantone, poi in circa 3 km girando a destra si raggiunge proprio il paese di Vobietta in direzione di Vomito. Adesso vi presento i miei amici che ormai li conoscete. Ciao ragazzi, partiamo di buon'ora e qui stamattina siamo a 0 gradi e facciamo un bel giro verso il e poi tra l'altro siamo nel parco dell'Atola, quindi È vero. siamo nelle nostre zone. Ciao ragazzi, ci sono anch'io, sono di nuovo con Simone e Giuseppe e iniziamo l'avventura oggi in giro nei nostri boschi, praticamente nelle nostre zone. Questo è il nostro punto di partenza. Dopo aver fatto la prima salita da Vobietta siamo arrivati a Marmassana. Guardate che colori. Adesso ci indirizziamo verso Cassissa. Siamo appena sopra Marmassana e questo è un incrocio importante, ovvero qua c'è un sentiero che intercetteremo dopo, ovvero il sentiero che dal Brick delle Camere porta a Marmassana. Questo non dovete prenderlo. Invece noi prendiamo questa sterrata larga che inizia proprio adesso alla fine dell'asfalto, che ci porta a Cassissa.
Siamo arrivati a Cassissa. Ci tenevo a venire qua, in questo posto veramente particolare, soprattutto anche sia per la bellezza che per rendere onore alla mamma di Claudio che è nata qua. Il sentiero corto ma pendente che da Cassissa fa le su ci ha portato qui, ovvero all'Alpe di Cassissa. Siamo arrivati in un punto chiamato l'Alpe di Cassissa, come ho detto prima, e questo, ragazzi, è un panorama. Dopo essere venuti giù dal Brick delle Camere abbiamo raggiunto Caprieto e ora abbiamo preso la discesa che ci porterà nei pressi del Castello della Pietra. In primo piano il paese di Busti. Quando Io mi sbando. Ragazzi che si divertono. Salutate. Ormai conoscete Giuseppe che sa un sacco di cose, qua sono anche le nostre zone, ci dirà qualcosa sul Castello della Pietra. Allora ragazzi, è una conformazione rocciosa molto suggestiva. Quella fortificazione incanalata in mezzo a questi due torrioni sicuramente era un castello. Ci sono passati tantissimi nobili, dai marchesi di Gavi, dei Malaspina, e Oppizzone della Pietra, sì. È stato un nobile che proprio da quello il castello prende quel nome lì. Da qui poi dopo sono passati gli Adorno, Spinola, e l'ultimo è stato il un nobile di Bobbia, un certo Beroldo, un classico cognome di Bobbia. Hai dimenticato una cosa, sì. Che l'ultimo a passare di qua siamo noi. È vero. Cosa volevo dire? C'è un aneddoto che si dice che ancora prima di questi nobili qui era stato forse costruito da dei monaci di Bobbio, addirittura di San Colombano di Bobbio, che erano molto potenti in quel periodo lì. Stiamo parlando degli anni 1000, e avevano la cosa di far costruire certi eremi, certe cose, ma tutte cose, tutte voci, diciamo, campate forse anche in aria. Di certo tra le tante cose belle ovunque così, una cosa così suggestiva è veramente unica a parer mio. Siamo nel Parco Naturale Regionale dell'Antola, è un punto di riferimento questo qua, ed è anche visitabile, tramite appuntamenti visitabili, esatto, contattando il Parco dell'Antola. Bene, adesso noi
raggiungiamo la strada asfaltata, qua è vicinissima, e poi ritorniamo a Vobietta. Abbiamo raggiunto la strada asfaltata con questi bei panorami. Siamo arrivati di qui. Questa è la strada che porta a Busti e noi andiamo in direzione destra, ovvero verso Vobietta. Ci tengo a dire una cosa importante in riferimento a questa cappelletta. In pratica, questa cappelletta è stata costruita dal padre in onore del figlio vivo, in vita così. Ora queste due persone non ci sono più da tanti anni, però è un racconto che mi faceva sempre mio padre. Siamo arrivati alla fine della nostra gita e vediamo gli amici Giuseppe e Andrea cosa hanno da dirci. Sono rimasto contento di questa camminata e abbiamo praticamente passato i versanti di Marmassana. Marmassana è un bel paesino che conoscevamo già tutti, con la caratteristica la chiesa della Madonna della Guardia. Poi mi è piaciuto tanto il borgo di Cassissa, che c'ero stato 15 anni fa. Poi il fiore all'occhiello della zona è sicuramente l'Alpe di Cassissa, dove lassù c'è una visuale stratosferica. Poi proseguendo verso il Bric delle Camere, poi abbiamo raggiunto Caprieto lo conoscevo già di fama, e poi naturalmente siamo riscesi verso il Castello della Pietra, che è il fiore all'occhiello della nostra alta Valle Scrivia. È vero. Giuse invece? Sì, l'Alpe di Cassissa è una zona attrattiva dove sicuramente in passato gli abitanti di Cassissa portavano a pascolare le bestie, ed è molto molto panoramica. E invece il Bric delle Camere è un crinale che è lo spartiacque tra due valli, tra la Valle Spinti e la Val Borbera, che è in provincia di Alessandria, e la Val Vobbia appunto è in provincia di Genova. Quindi in quel punto lì abbiamo un po' di confine diverso, sì, Liguria e Piemonte, no? Sì, Giusto? Siamo quel crinale lì e bisogna ricordarci di una cosa che poi sicuramente Simone vi soffermerà più bene. Sono da tenere presenti due segnaletiche, diciamo. La prima partenza è qui da Vobietta, c'è un rotondo vuoto giallo da seguire, poi a Caprieto da seguire un rombo vuoto giallo. Hai fatto bene a dirlo. E poi Simone vi spiegherà tutto. Comunque è una grandissima gita, e naturalmente c'è un po', diciamo, anche di Parco Antola, che abbiamo già nominato già tante volte, ma facciamo un po' di pubblicità perché ho molti amici che lavorano lì. E Castello della Pietra naturalmente è un po' il simbolo, è uno dei tanti simboli del parco. Io vi ringrazio di essere venuti ancora una volta con me. E niente, ora dirò due cose io.
per fare una descrizione un po' più Dettagliata. dettagliata Certo. così del giro. Ciao ragazzi. Alla prossima! Bene, siamo arrivati di nuovo alla fine di una gita veramente bella, un po' intima, come dicevo questa mattina così. Una piccola descrizione perché le descrizioni più importanti le hanno già fatte i miei amici. Siamo partiti da Vobietta, poi attraverso una salita di media lunghezza così, però un po' pendente, abbiamo raggiunto Marmassana. Da Marmassana abbiamo preso una deviazione che ci ha portato a Cassissa. Lì avrete già visto nel video le direzioni da prendere. Da Cassissa di nuovo un piccolo tratto in salita molto pendente, corto, così, che ci ha portato all'Alpe di Cassissa, e poi abbiamo proseguito con pendenze medie, un po' in salita, un po' in discesa, fino al Brick delle Camere, per poi scendere giù in direzione di Caprieto. Quindi poi volevo dire due cose proprio del tratto tra Caprieto e la strada asfaltata nei pressi del Castello della Pietra. Qua vi invito sempre, cercate di seguire determinate indicazioni, di seguire bene la traccia sviluppata che metterò dopo questo parlato, così. Però ci sono due cose che dovete sapere: ci sono vari sentieri che portano in direzione di Busti, che noi non abbiamo fatto. C'è però un punto dove, che non posso soffermarmi sulla mappa, dove ci sarà scritto a sinistra Castello della Pietra e dritto non si legge bene. Lì viene da andare verso il Castello della Pietra, ma non bisogna andarci, perché noi senza saperlo l'abbiamo fatto, però ci ha portato in altre direzioni. Invece, tenendo la direzione dritta, così, si va in direzione proprio della strada asfaltata, così. Da quel pezzetto lì fino in fondo a questa strada, così, c'è stato un piccolo inconveniente, per noi niente, però è giusto dirlo, con dei passaggi con gli alberi caduti dalla Calaverna, dove noi siamo passati, però più di uno, così. Sappiatelo, perché i sentieri che vanno verso Busti io non li conosco. Anni fa si potevano percorrere, però non avendoli fatti adesso non ve lo so dire. Però ci sono questi piccoli ostacoli che, se vi dà fastidio, potete prendere qualche altra direzione, però a parere nostro si può fare. Poi abbiamo visto il Castello della Pietra da questa strada qua, e poi abbiamo fatto gli ultimi 4 km circa, 4,2 mi sembra, di strada asfaltata, che ci ha portato da il bivio sotto il Castello della Pietra fino qui a Vobietta. Sperando sempre che le nostre gite vi piacciono così, vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale, di guardare bene la traccia sviluppata per avere più sicurezza, di usare delle applicazioni così importanti, perché con l'applicazione si è tranquilli in tutto e per tutto. Poi che facciate gite per conto vostro, oppure che seguiate le gite che vi propongo io. Bene, a questo punto vi salutiamo e ci vediamo alla prossima gita.